Gentili telespettatori, ben ritrovati nel nostro salotto. Questa nuova puntata voglio iniziarla così, con una citazione di Gandhi. L'uomo si distrugge con la politica senza principi, con il piacere senza la coscienza, con la ricchezza senza il lavoro, con la conoscenza senza carattere, con gli affari senza morale, con la scienza senza umanità e con la fede senza sacrifici. Ma davvero un politico può fare della sua professione una missione o comunque motivo di grande onore e di grande orgoglio? L'ospite che si racconterà oggi qui con noi è Fabio Bui, benvenuto. Grazie Ida. Presidente della provincia di Padova, nonché sindaco di un paese dell'Alta Padovana, sindaco di Loreggia. Fabio, parliamo subito di numeri. Qualche numero è doveroso che io lo dia. Innanzitutto tu hai cominciato giovanissimo, sei entrato giovanissimo in politica. Consigliere comunale di opposizione a 27 anni, vice sindaco per 10 anni, sindaco per 10 anni, vicepresidente per 4 anni della provincia e presidente per altri 4 anni della provincia, ruolo che ancora insomma ricopri. Un curriculum lungo, sebbene. Molto lungo, però posso dirti una cosa. Vedo sei sempre riconfermato, perché prima sei vice sindaco, ma poi sei sindaco. Sì. Prima sei vicepresidente della provincia e poi diventi presidente. Sì. Vuol dire che sei sempre confermato. E comunque, parlando di numeri, tu hai iniziato prestissimo, a 18 anni. Ho cominciato prestissimo già dal liceo, la passione, il liceo classico a Venezia e poi subito dopo il liceo nel costruire un'associazione culturale, ma soprattutto la grande formazione nel gruppo delle associazioni parrocchiali, in particolar modo gli scout, che mi hanno formato all'impegno e al servizio. Ecco, prima citavi Gandhi e parlavi di professione della politica. Per me la politica non è una professione, è un servizio a tempo soprattutto. Ci sono troppi professionisti a tempo indeterminato, lavoratori a tempo indeterminato nella politica. Abbiamo bisogno invece di servitori a tempo determinato che per un periodo della propria vita prestano il proprio servizio per gli altri. Così io intendo la politica oggi, tanto che fra qualche mese terminerò il mio mandato di sindaco e terminerò anche il mio mandato automaticamente di presidente della provincia. Sì, ma la tua missione io sento che comunque rimarrà una missione, perché hai fatto questo per tutta la vita e tu continuerai sicuramente a farlo. Ma la politica si fa in tanti modi. Esattamente. Si può tornare nelle associazioni, il mio sogno è tornare anche nelle associazioni per mettere a frutto la grande esperienza che ho maturato in questi anni. Certo. Ecco, ciò che oggi su cui corriamo il rischio è che queste esperienze vengono lasciate cadere. Allora dico no, ho maturato questa esperienza, se serve la metto ancora al servizio. In altri ambiti la politica non si fa solo nei banchi di un consiglio comunale o a altri livelli o in provincia o in regione, ma la si fa stando in mezzo alla gente e continuerò a stare in mezzo alla gente. E difatti tu avevi 25 anni e hai fondato la prima associazione culturale. Ho fondato un'associazione culturale a Loreggia per presentare esempi positivi. Esatto, questo volevo che tu mi dicessi. Il nostro scopo era quello di presentare esempi positivi. Oggi più che mai c'è bisogno di presentare per poi emulare, copiare persone che hanno una loro storia. Nessuno nasce senza avere dei riferimenti e noi dicevamo presentiamo tanti riferimenti soprattutto perché i giovani ne colgano questa opportunità. Siamo abituati sempre più a parlare delle cose che non vanno e poi non parliamo mai invece delle tante brave persone che ci sono in politica, nel mondo dell'impresa. Io ogni settimana visito imprese che non sono conosciute nella nostra realtà, ma sono affermate in tutto il mondo e tutti le riconoscono come eccellenze economiche di prim'ordine. Eppure noi non le conosciamo. Allora io vado dentro nell'impresa e quei riflettori che posso portare con la mia persona li do a loro. Parlate di voi e fatevi conoscere. Non è uno spot pubblicitario, è capire che c'è tanto di bello anche nel nostro territorio.
Quando si dice benedire, noi quando inauguriamo un'attività o un'iniziativa, la facciamo benedire. Benedire vuol dire dire bene. Cominciamo a dire bene di questa nostra realtà, delle persone che incontriamo, chiunque esse siano e qualunque sia il loro pensiero. Allora, tu sei una persona positiva, si sente da come trasmetti le tue esperienze, e ce n'è una in particolare che noi vogliamo raccontare al nostro pubblico a casa, perché nella tua vita chissà quante cose hai visto, chissà quante cose hai provato, ma ce n'è una che ti ricordi in modo particolare. Ma la mandiamo in onda, così allora io pregherei Fabio Verin di mandare in onda il nostro contributo, poi insomma lo raccontiamo, lo racconti tu al nostro pubblico a casa. Una battaglia per risolvere questa cosa, e questa battaglia ha avuto un successo straordinario. Fabio Bui sul palco con me, sindaco di un piccolo comune del nord. Prego, sindaco. Come va? Benvenuto. Bene, la battaglia sta andando bene. Raccontaci la storia bene, vieni qua con me. È successo... Tanto che comune è? Loreggia, in provincia di Padova, alla periferia di Padova. È successo che una mattina un ragazzo viene... Ragazzi, sentitela che è una storia bella. Nel mio ufficio, piangendo, fa la quinta superiore di geometra e mi dice: per me la scuola è diventata un lusso. Perché gli dico? Perché non posso più andarci. Mio papà e mia mamma hanno perso il lavoro, o mangio o vado a scuola. In quel momento da sindaco non me la sentivo di poter accettare una situazione di questo genere per un mio ragazzo. Allora cosa abbiamo fatto? Eccolo qua. Raccontacelo tu, Fabio, cosa avete fatto. Intanto facciamo un passettino indietro. Era il 2014-2015 circa, sì. E si presenta questo ragazzino in comune da te. È stato introdotto, si presenta questo ragazzino da me che aveva i genitori che avevano perso il lavoro, studiava geometra a Padova e per raggiungere la città non aveva più i soldi per pagarsi l'abbonamento e gli mancavano anche i libri e andava in bicicletta. Io ho detto: a Padova in bicicletta tutte le mattine pensa un po'. No, è problematico, è pericoloso. Allora abbiamo raccolto subito i soldi dell'indennità degli assessori, requisita. Ma è stata un'idea tua, è stata un'idea tua questa. Sì, no, a un certo punto hai detto a tutti i tuoi assessori che gli assessori dovevano dare i soldi per questo ragazzo, ma tutti hanno consentito e abbiamo sistemato questo ragazzo. E poi ne ho parlato e questo gesto è diventato un gesto che ha prodotto a livello nazionale, sai quando lanci un piccolo sasso in uno stagno? Sì. Si è propagata l'onda. Certo. In pochi giorni da tutta Italia sono arrivati aiuti per questo ragazzo, ma questo ragazzo era già sistemato. Ma abbiamo da questa iniziativa dato l'opportunità a tantissimi altri ragazzi che erano nelle stesse condizioni di questo ragazzo. Da tutta Italia è venuto tantissime persone, tantissime trasmissioni televisivi, porta a porta, l'aria che tira. Anche Vecchioni ti ha chiamato. Vecchioni mi ha chiamato, alcuni altri artisti. Pensate, ve la racconto. Vado a una trasmissione, all'aria che tira, sì, e termino l'intervento, il pubblico mi dà i soldi del cachet che aveva. Ma è bellissima questa. E mi dicono: no, sindaco, diamo per sto ragazzo qua. Ma mi fermavano per strada, un benzinaio una mattina mi dice: sindaco, questi 200 euro sono per lei li sa come spendere. E abbiamo sistemato tantissimi ragazzi, decine e decine di ragazzi che avevano analoghe difficoltà di quel ragazzo di Loreggia che adesso è laureato e ha terminato tutto il proprio corso di studi. Una bella esperienza, ci ha portato nel servizio, si vede nel momento in cui parlo a tutte le scuole italiane, al palazzetto dell'Eur di Roma, c'erano 5.000 ragazzi selezionati dalle scuole, è stata un'emozione enorme parlare di fronte a una ola di 500 persone, con il presidente dell'ONU,
con il ministro lì, è stato un bel momento che ricorderò con favore, però quello era il mio dovere, aiutare il ragazzo. E dopo oggi bisogna riconoscere che abbiamo una straordinaria fortuna noi, possiamo fare del bene. Non Certo. sono importanti le opere, io non mi fregio delle opere che sono state fatte, mi piace ricordarmi e vorrei essere ricordato come colui che sta vicino alle persone. Certo, una delle cose più belle che può capitare ad un amministratore è proprio quella di stare vicino con i suoi ragazzi e di parlare con i suoi giovani. È la più bella cosa, Ida. E per questo tu hai pensato a un'altra bella manifestazione, un altro bel programma, entrare sulle scuole. Ieri cosa è successo? Proprio ieri. Proprio ieri mi chiamavi questa mattina sì. e hai detto guarda Ida che ho fatto una cosa bellissima proprio per i nostri giovani. Ieri ci siamo collegati perché da alcuni anni con la provincia, in questo caso sto seguendo il programma New Begin e parliamo ai ragazzi. Adesso siamo gemellati con lo stato dell'Iowa negli Stati Uniti, sì. Con alcune scuole padovane, e ieri ho parlato di cittadinanza attiva. Come si diventa cittadini protagonisti con i ragazzi. Ma cosa vuol dire cittadinanza attiva? Ragazzi che scelgono di essere locomotore e mai rimorchio su un treno. Positività anche qua. Oggi non bisogna sentirsi al traino di nessuno, bisogna spingere, essere davanti e usare quei talenti che hai, pochi o tanti, ma devi usarli per gli altri. Ultima domandina, perché noi abbiamo purtroppo terminato il nostro tempo, che quando si racconta così è sempre bello e vola via in un attimo. Anche nella pubblica amministrazione ci sono degli esempi positivi al giorno d'oggi. Tantissimi. Il problema è che dobbiamo valorizzare gli esempi positivi. E con un esempio come te io credo che si possa veramente andare lontano e fare veramente tante belle cose, Fabio. Io ringrazio il nostro ospite, desideravo tanto che tu fossi con me, desideravo tanto che ti raccontassi, l'hai fatto nel migliore dei modi, con la tua semplicità e con la tua positività. Grazie di essere stato con noi, io ti rinnovo l'invito per un altro angolo, per un altro salottino. Ringrazio anche voi gentili telespettatori di essere sempre così numerosi in nostra compagnia. Grazie, alla prossima puntata e buona serata.